A pochi giorni dall'incontro a Doha con l'Emiro del Qatar, la Regione Sardegna avvierà subito incontri tecnici per definire il piano di investimenti per circa 1 miliardo di euro. Questo è un intervento di lungo termine, di importo significativo, che verrà realizzato anche in un arco di tempo medio, perché tanti denari non si investono dall'oggi al domani. Questo è un risultato che chiunque verrà, che ci debba essere il sottoscritto o chiunque altro nei prossimi anni, nel futuro della Sardegna, è un risultato che resta ai sardi. Le parole del presidente della regione Ugo Cappellacci riassumono in pieno una nuova visione di sviluppo non solo per la Costa Smeralda ma per tutta la Sardegna. Un'isola di turismo sostenibile che parte da un piano concreto di investimenti strutturali che si rifletterà su tutta la regione. La missione in Qatar del governatore porta in Sardegna un alleato nuovo e importante per rilanciare i settori trainanti dell'economia regionale. Quello che sarà inizialmente con un investimento di 1 miliardo di euro e un sistema che parte dal turismo ma che abbraccerà tanti altri settori cruciali. Direi che l'arrivo di investimenti di questa natura e azioni strategiche finalizzate può farlo diventare una realtà, ovvero sia l'allungamento della stagione turistica. Questo è l'obiettivo principale. Una stagione turistica che sia capace di avere un periodo pieno che sia non inferiore a 4 mesi e quindi per fare questo una valorizzazione del territorio, una valorizzazione degli elementi identitari, culturali, una realizzazione di attività, di iniziative che possano rendere vivo e fruibile per un periodo più lungo questa realtà. Abbiamo discusso con un occhio alla filiera che parte dal turismo, passa per i trasporti, sull'agroalimentare, quindi l'agricoltura, la cultura. Abbiamo quindi immaginato quali altre sinergie si possono creare con riferimento alla filiera, partendo dalla Costa Smeralda ma guardando al resto del sistema. Certamente l'agricoltura è una di queste. Il nuovo piano è il coronamento di un lavoro di 2 anni. Il progetto di investimenti in fase di realizzazione avrà ricadute su un turismo e occupazione con numeri che non lasciano insensibili nemmeno gli amministratori del territorio. Chi viene qui non viene per trovare quelle condizioni di benessere che trova in tanti altri posti al mondo. Si viene qui perché qui ci si rinfranca l'anima, in uno dei posti più belli al mondo, nell'isola più bella del Mediterraneo. Non sono frasi fatte, sono cose talmente vere che inducono un investitore serio, attento e oculato ai propri investimenti come la Qatar Holding ad investire 1 miliardo di euro in Costa Smeralda. Un incremento di occupazione per il territorio regionale importante, un interesse a incrementare anche i trasporti aerei, un interesse forte nel collegare il territorio regionale a tutte le capitali del mondo, per cui voglio dire sono straordinarie opportunità, a cui stiamo parlando di cifre veramente inimmaginabili. A partire dalla salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico, ecco il principio di un nuovo sistema che superi i tradizionali confini settoriali e geografici, il rafforzamento delle eccellenze per valorizzare altri settori. La Sardegna continua ad aprire i suoi orizzonti e i suoi confini per creare e rilanciare un nuovo modello di sviluppo.